Ben ritrovati dalla redazione. Il percorso per la nomina di nuovi presidenti delle autorità portuali italiane si rimette in moto dopo il brusco stop deciso nel bel mezzo delle audizioni a causa delle difficoltose trattative nel centrodestra sulla scelta di alcuni nomi. La Commissione della Camera ha calendarizzato per mercoledì la proposta di nomina di Antonio Gurrieri a presidente dell'autorità di sistema portuale di Trieste e Monfalcone. Poi sarà la volta del Senato e Gurrieri potrà finalmente insediarsi a pieno titolo alla guida dell'ADSP del mare Adriatico orientale. Brutto incidente, siamo alla cronaca, nel tardo pomeriggio di ieri a Moimacco, lungo la strada regionale 54, all'altezza del Ponte Ellero, un motociclista di 49 anni si è schiantato contro una vettura che sopraggiungeva. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro incolume gli occupanti della vettura, gravi traumi invece per il Centauro, che è stato trasportato all'ospedale di Udine in elicottero in condizioni serie. Ennesimo furto in casa a Trieste, questa volta nel rione di Servola. Una donna cinquantenne è stata derubata da ignoti che hanno fatto sparire la sua auto dopo aver rubato le chiavi all'interno dell'appartamento, sottratta anche una borsa Louis Vuitton e un centinaio di euro in contanti. È successo nella notte tra sabato e domenica. I malviventi si sono introdotti nell'abitazione in via di Servola attraverso una finestra lasciata aperta. La donna non era in casa e i ladri hanno portato a termine il corpo indisturbati per poi volatilizzarsi. Quando la cinquantenne è tornata a casa intorno all'1 di notte, ha avvertito i carabinieri. Oltre ai militari dell'Arma, sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, la Polizia locale e la Guardia di Finanza, che si sono attivati alla ricerca dei colpevoli. La donna è stata invitata a sporgere denuncia, indagano i carabinieri. La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato un nuovo intervento nell'ambito delle politiche socio-sanitarie a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico. Si tratta del progetto Sanità Pubblica e Presa in Carico Territoriale della Vita delle Persone di ogni età con disturbi dello spettro autistico, che prevede 2 nuove attività strategiche dedicate all'inclusione scolastica e al sostegno all'inserimento lavorativo. Questo provvedimento, ha spiegato l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, si inserisce in un percorso di presa in carico sempre più strutturata e personalizzata delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie, con l'obiettivo di costruire risposte concrete, efficaci e continuative nel tempo. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio possibili rovesci e temporali sparsi sulla zona montana, specie occidentale, che successivamente, non è escluso, possano estendersi anche alla pianura. Soffieranno venti deboli a regime di brezza. Per quanto riguarda le temperature, minime in pianura fra 16 e 19, le massime fra 28 e 30, sulla costa minime fra 19 e 22, le massime fra 26 e 28 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.